Parla, napolitani. Siate i benvenuti a un altro Rapporto Napoli. Vi ricordate di Marco Brescianini? Quel centrocampista che 2 anni fa era praticamente del Napoli. Ebbene sì, la storia sta per prendere una svolta sensazionale che potrebbe coinvolgere di nuovo il nostro club. Oggi vi rivelerò un'informazione esclusiva sul futuro di questo giocatore, che aveva addirittura già sostenuto le visite mediche qui a Napoli. Esatto, era a un soffio dal vestire la nostra maglia sacra. E la cosa migliore, questa soap opera potrebbe avere un nuovo capitolo, e dovete restare con me fino alla fine per capire tutto su questa possibile vendetta del destino. Torniamo indietro nel tempo, amici miei. Era l'estate del 2023. Il Napoli, fresco campione d'Italia, stava costruendo una rosa ancora più forte. E chi finì nel mirino? Marco Brescianini. Il giovane centrocampista era seguito da vicino dalla dirigenza di De Laurentiis. E non si trattò solo di chiacchiere. L'affare era così avanzato che Brescianini sostenne le visite mediche alla Villa Stewart. Per chi non lo sa, quando un giocatore fa le visite mediche, significa che l'affare è praticamente chiuso. Manca solo la firma del contratto e la foto con la maglia. Ma poi, boom! All'improvviso, tutto crollò. La trattativa fallì in modo spettacolare. Nessuno se l'aspettava. Il Napoli si tirò indietro, Brescianini rimase senza squadra per qualche giorno, e chi si fece avanti per prenderlo? L'Atalanta di Gasperini. In quel momento, tanti pensarono, il Napoli ha perso un'occasione. Altri dissero, meglio così, non sarebbe stato titolare. Ma la verità è che quella trattativa saltata rimase impressa nella memoria di tutti i protagonisti. Ora parliamo del concreto. Com'è andata l'esperienza di Brescianini all'Atalanta in questi 2 anni? La risposta è complicata. Il giocatore non è mai stato un elemento centrale nello schema di Gasperini. Ha avuto opportunità, sì, ma è sempre rimasto in un ruolo da comprimario. Capite? Entrava, giocava qualche minuto, ma non è mai riuscito a esplodere davvero. E pensare che l'Atalanta è famosa per valorizzare i giovani talenti. Ma con Brescianini, la chimica semplicemente non è scattata come ci si aspettava. Risultato: dopo 2 stagioni, il suo futuro a Bergamo è incerto. L'Atalanta non sa se contare su di lui, se prestarlo o se venderlo definitivamente. Ed è proprio qui che la storia diventa interessante. Ragazzi, ora fate molta attenzione perché l'informazione è calda. Secondo il giornalista Alfredo Pedulla, una delle fonti più affidabili del mercato italiano, il Cagliari ha messo gli occhi su Brescianini per la finestra di gennaio. E non è un interesse qualunque. Il direttore sportivo Angelozzi è innamorato del giocatore. Da settimane sta facendo pressione per provare a portarlo via. Ma ecco il dettaglio che collega tutto. Angelozzi ha lavorato con Brescianini al Frosinone. Lo conosce da vicino, sa del suo potenziale, ed è stato proprio Angelozzi a trattare la cessione del giocatore all'Atalanta nell'estate del 2023. E indovinate chi era in corsa fino all'ultimo minuto all'epoca? Esattamente, il Napoli. La storia si sta ripetendo, solo che ora i protagonisti sono diversi. E allora, napolitano, vi sta piacendo questa informazione esclusiva? Allora mettete un like per sostenere il canale. E se ancora non siete iscritti al Rapporto Napoli, correte a farlo e attivate la campanella. Ogni giorno notizie fresche sul nostro Napoli. Mercato, retroscena, analisi tattiche. Tutto quello che vi serve sapere sul club del cuore. Bene, vi siete iscritti? Avete attivato le notifiche? Allora continuiamo che la storia si sta solo scaldando. Tornando alla soap opera Brescianini. Il Cagliari non è solo in questa corsa. Sempre secondo Pedulla, 2 o 3 club di Serie A hanno già manifestato interesse per il centrocampista. E ecco la domanda che non vuole tacere. Il Napoli sarà tra questi club interessati? Guardate, ve lo dico onestamente, finora non c'è conferma ufficiale. Ma sarebbe una grande mossa di Conte recuperare un giocatore che già conosce la struttura del club, che ha già fatto le visite mediche qui, e che potrebbe arrivare a un prezzo giusto. Brescianini è quel tipo di giocatore moderno di cui il calcio italiano ha bisogno. Ha forza fisica, qualità tecnica,
Sa marcare e partecipa anche alla fase offensiva. Lo stesso Angelozzi ha detto che lo considera uno dei centrocampisti più moderni del campionato. Immaginate l'ironia. Il giocatore che ci è sfuggito 2 anni fa potrebbe arrivare finalmente ora, quando l'Atalanta deciderà di non contare più su di lui. Allora, qual è lo scenario reale per i prossimi giorni? Primo, l'Atalanta deve decidere. Non hanno ancora battuto il chiodo se liberare Brescianini a gennaio o se provare a sfruttarlo meglio fino a fine stagione. Secondo, se l'Atalanta lo libera, allora comincia la guerra. Cagliari, forse Napoli e altri club entreranno in una lotta serrata. Terzo, Angelozzi farà di tutto per portare Brescianini al Cagliari. Conosce il giocatore, crede nel suo potenziale e vuole aggiungere un altro italiano di qualità alla rosa. Ma tra noi, se il Napoli entra davvero in questa corsa, il Cagliari farà fatica. Dopotutto, vestire la maglia azzurra e giocare al Maradona è molto diverso dal giocare in Sardegna, con tutto il rispetto per il Cagliari. La prima mossa, come ha detto Pedulla, spetta all'Atalanta. Decidono loro se vendere, prestare o tenere. E poi, amici miei, il mercato prenderà fuoco. E tu, napolitano, cosa ne pensi di questa rivoluzione? Pensi che il Napoli dovrebbe provare a riprendere Brescianini dopo 2 anni? O preferisci che il club investa in altri nomi? Commenta qui sotto la tua opinione. Leggo tutti i commenti e adoro discutere con voi. E non dimenticare, like al video, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e attiva le notifiche per non perderti nulla del rapporto Napoli. Ci vediamo nel prossimo video con altre esclusive sul nostro Napoli. Un abbraccio, napolitano. E forza Napoli sempre!